Sta compagna vostra l'hai già perduto sogni a fantasia che pensa sempre che è tutta vita mia io ci volessi dicere ma non ci saggio dire che voglio bene assai dici in cielo dai non mi scorda mai è una passione più forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa campare. Raggiungere la sesta crociera, insomma, con tutti i problemi che ci sono, è veramente una grande soddisfazione. Ieri mattina infatti abbiamo visto tutti i nostri ospiti così allegri e contenti di partire per questa sesta edizione della Crociera della Musica Napoletana, quindi imbarco nel pullman e arrivo a Bari. Ricordo a tutti che noi lavoriamo un anno prima per l'anno dopo, quindi in realtà sono 7 anni che noi portiamo avanti questo discorso della musica napoletana nel Mediterraneo. Perché le navi da crociera? Perché un po' come i vecchi naviganti portiamo in giro per tutto il Mediterraneo il verbo della canzone napoletana. Oggi siamo arrivati a Catacolon, un bellissimo porto, quindi le persone la mattina hanno avuto la possibilità di poter ammirare le bellezze, le spiagge. Una bocca fuoco sotto la luna accesa, cerca una bocca ardente per passare e senti fatta giocare. Pigliatilla, pigliatilla, che su ora viene da me. E poi dopo aver assistito e ammirato tutto questo sono saliti a bordo di una nave altrettanto confortevole. La MSC Divina è una delle navi più belle della flotta della MSC e pertanto a bordo oggi, dopo Catacolon che abbiamo visitato stamattina, nel pomeriggio avremo la prima conversazione col professor Chalot e stasera avremo il primo incontro musicale al Teatro Pantheon con gli amici dell'Ensemble Napoli Antica. È stato molto bello questo inizio del dibattito, con un bel pubblico caloroso e con una bellissima partecipazione anche degli artisti appunto di Napoli Antica e di Fiorenza Calogero, che hanno fatto degli interventi molto forti, molto emozionanti. Si la tua che face l'amore, sto cortiella nasconna toccare, ficcancilla da ritta all'ucora e lo sangue tu mi ha da portare. Ma si pensava a te piano piano, zitta zitta ciangiata a zaccà, si afferrava da poco la mano, per stampietta tu mi hai da zumpare. Credo che la forza della nostra canzone napoletana, anche quella contemporanea, sia appunto quella di essere, come dire, una forma flessibile e che è capace di accogliere le diversità. La canzone è un fatto multiculturale, ma nasce come fatto multiculturale. Per noi il passato, essendo troppo lontano, noi non abbiamo la capacità di riconoscere, no? I vari pezzi. Come si vede un quadro di più mani, non sempre siamo capaci di capire chi ha fatto questo, chi ha fatto quello, ma la canzone nasce proprio come un processo e quindi io credo che l'Ottocento in qualche maniera sia un po' il momento fondativo, come si stabilisce il contesto, la cornice e alcune regole, che poi e le regole sono le matrici, il rapporto con l'esterno, il popolare che arriva e anche tutte le possibili trasformazioni. La notte tutta fermata e io che può dormire, pensando a me una via, ma senza sciavoli, li guardo da
questa sera avremo il piacere di iniziare la serie dei concerti serali nello splendido teatro Pantheon della Motonave Divina, e quindi alle 22:45 ci sarà il nostro concerto, che è un'antologia, diciamo un percorso antologico che si chiama appunto Melodie e canti della Napoli che fu. Andremo da Michele Emmà per finire fino alle canzoni più recenti, diciamo degli ultimi decenni del Novecento, come O Sarracine e Tamurriata Nera, ma passando attraverso i grandi classici di Giacomo, Murolo, Bovio e quant'altro. Anche quest'anno siamo quindi di nuovo qua in crociera, felicissimi di esserci, e quest'anno ci sarà un doppio spettacolo. Uno appunto sarà anche un po' un recital allegro, pieno di simpatie. Una serata stupenda, bravi, bravissimi.
e mo so come suona perduto, e mo son che ricorda in giallone, tinta che staria lacrima, e sto guardando, con vento se ne vanno, e non torna mai più. Malinconico tu no, stai facendo cadere tutte fronte rumore, solamente per me. Chi m'ha lasciato per non tornare, chi sa che pensa, chi sa che fa, amore mio, non so stato sei stata tu. Kaçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağım yamaçlar. Stamattina abbiamo visto delle cose bellissime, siamo stati all'Agorà di Izmir, il punto proprio principale della città vecchia di Izmir, poi abbiamo avuto il primo contatto con la civiltà turca, quindi siamo stati nella moschea, poi siamo stati su al castello dove abbiamo potuto ammirare un panorama eccezionale e quindi abbiamo potuto anche comprendere l'importanza di Izmir, che è la terza città della Turchia. Tra pochi minuti andremo al secondo incontro con il professor Scialò, dove discuteremo appunto delle cose, delle contaminazioni che la canzone napoletana ha avuto grazie alla cultura turca, e quindi questa sera avremo il secondo spettacolo con la Fiorenza Calogero, e in realtà adesso stiamo andando verso un'altra grande città della Turchia e quindi tra poche ore raggiungeremo Istanbul. Oggi abbiamo fatto questa seconda conferenza che dicevamo proprio che la canzone è cinema, verbo, cioè quando la canzone diventa cinema, quando il racconto della canzone, il contenuto della canzone, il plot di una canzone viene poi trasposto in chiave cinematografica, e inevitabilmente siamo partiti dalle origini. Il cinema chantant nasce a Napoli, come ricorda anche il figlio Pasquarelli, il figlio di Pia Notari, perché proprio oltre alla musica che inevitabilmente doveva accompagnare la proiezione, poiché le prime proiezioni erano meccaniche, c'era questo rumore in sottofondo che era molto fastidioso della manovella, e allora la musica accompagnava. A questo i napoletani inseriscono anche il canto, che è appunto questo aspetto proprio simbolico, sirenico della loro esistenza, e quindi renderà più fruibile una tecnologia che all'inizio era abbastanza scostante, anche abbastanza respingente, per quanto molto fascinosa.